C'è soddisfazione da parte di Confagricoltura Sardegna per gli esiti dell'incontro tra Regione e associazioni di categoria finalizzato a una strategia di gestione del primo caso in Sardegna di malattia emorragica epizootica del cervo. Il primo commento è quello del presidente regionale di Confagricoltura, Paolo Mele, che sottolinea come la Regione abbia accolto le proposte fatte dall'associazione per tenere sotto controllo l'emergenza sanitaria. In primis l'istituzione di un tavolo tecnico tra associazioni di categoria e gli assessorati alla sanità, all'agricoltura, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e il Ministero della Salute, ma anche una sorveglianza passiva che passa dalla ricerca di carcasse nelle aree in cui si trova il cervo sardo. Due passaggi importanti che hanno già prodotto risultati, con la prima positività riscontrata in un cervo investito da un'auto nei boschi di Pula. Una strategia resa possibile, secondo Mele, anche grazie alla disponibilità del Ministero della Salute e dell'assessore alla programmazione Giuseppe Fasolino, che si è attivato subito per reperire e stanziare i fondi con cui ristorare le aziende bovine colpite dal blocco delle movimentazioni dei capi. Un blocco che nelle prossime settimane continuerà a impedire il trasferimento dei vitelli nei punti di ingrasso al di fuori della Sardegna, con conseguente aggravio di spese a carico degli allevatori, impossibilitati a vendere, ma che devono comunque assicurare un giusto sostentamento agli animali.